For Econ for 1 minute, Mr. Morgano. Grazie. Con il voto sui testi in discussione il Parlamento prende posizione sul futuro quadro finanziario e sul suo finanziamento attraverso vere risorse proprie. Alla luce delle nuove sfide che l'UE si pone rispetto alla ricerca e alla mobilità giovanile, ma anche sui temi della cultura e dell'istruzione, delle industrie culturali e creative e dei migranti, sui temi sociali, sul completamento dell'Eurozona e dell'Unione bancaria o in materia di sicurezza e difesa e nuovi programmi, è necessario un discorso di realtà. Servirà dopo il 2020 un bilancio più ampio in termini assoluti, non solo percentuali, nonostante la Brexit, ma anche una più condivisa consapevolezza. I contributi al bilancio europeo non sono una spesa ma un investimento. Sicuramente possiamo fare insieme di più per rendere più efficaci la nostra azione e raggiungere economie di scala, migliori e maggiori beni pubblici di scala europea e spendendo complessivamente meno, ma è necessario aumentare le dimensioni del bilancio, il che non deve avvenire affidandosi a maggiori contributi degli Stati membri già vincolati. Quindi vanno aumentate le risorse proprie, come il Commissario ha sottolineato. I need to ask you to finish. Thanks very much indeed. Now for 1 minute for the ENVI Committee, Mrs. Jätenmäki. Arvoisa puhemies, terveellinen elinympäristö on edellytys kaikelle hyvinvoinnille. EU on tehnyt sitoumuksia ja asettanut tavoitteita ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa sekä myös kestävän